Ho chiesto all'organizzazione però di essere precisa con le uova, perché sulle uova è facile anche fare qualche imbrogliesso e quindi dovremmo essere particolarmente... Io mi sono allenato molto, quindi essendomi molto allenato ho buone possibilità. Se l'uovo messo a disposizione è un uovo, diciamo così, che ci mette tutti quanti alla pari, battuta ovviamente. È il sindaco che ospiterà quest'anno la finale delle Righee, con sfida tra i campanili di Conegliano, Vittorio Veneto e San Vendemiano. Una sfida bonaria ma importante, perché con i sindaci dà valore alla lezione di un gioco che si è perso per decenni, dopo la guerra e la modernità del boom economico. La righea, quella sorta di catino fatto di sassi e sabbia che veniva costruito sulle aie delle case contadine tra il Vittoriese e le colline di Conegliano. Di per sé è semplice, uova da colpire senza danneggiare le proprie, ma racconta in queste sfide quanto anche la vincita di qualcosa da mangiare facesse la gioia di un bambino, ma anche di un adulto. Erano i tempi dove la polenta si accompagnava al latte, il lardo era riservato per i precetti e la fame quotidiana si combatteva con le erbe spontanee di prati e siepi. Le stesse, giusto per intenderci, che ora si pagano profumatamente nei ristoranti pluristellati. A quei tempi vincere il nuovo sodo era cenare la sera, calmando quei brontolamenti e quei morsi allo stomaco che non facevano dormire. Concetti di cui ci si vergognava quasi ai tempi del benessere e del boom economico, concetti che invece ora si tornano a comprendere in tempi di crisi e di cinghie sempre più strette. Ecco perché la righea è in fondo un simbolo più che un gioco, quello di una felicità raggiunta per cose che erano ritenute banali, ma banali non sono. Ecco perché oltre agli adulti che tornano a ricordare questo gioco, va raccontato ai bambini, perché in tempi di felicità effimera ad alta tecnologia possano toccare con mano quella concreta che ai bambini di un tempo faceva vincere in un uovo che rotolava la fame di un giorno.